una manifestazione sicuramente importante che premia i sacrifici sportivi di tanti atleti della provincia. Sì, sicuramente questa è la seconda manifestazione che organizzo da quando sono delegato provinciale, perché mi piace ed è doveroso anche riconoscere i meriti sia agli atleti che in campo nazionale si distinguono, perché qua verranno premiati i primi 3 che si sono classificati nelle varie discipline nei campionati di categoria, anche le società che hanno ottenuto promozioni, che hanno vinto titoli regionali o anche classifiche nazionali. E poi ci sono premiate anche i dirigenti che si sono spesi per la nostra provincia, e la parte principale sarà la consegna delle benemerenze nazionali, che sono 3 stelle di bronzo per i dirigenti e 3 medaglie di bronzo per i campioni italiani del 2018. Quanto è importante organizzare questi eventi? Beh, sicuramente è importantissimo, lo dimostra il fatto che il CONI provinciale, che di per sé non ha associati, non organizza gare, perché noi sovrintendiamo, il CONI è la federazione delle federazioni, ha 2 manifestazioni in programma ogni anno: la consegna delle benemerenze e dei premi CONI provinciali più la giornata nazionale dello sport, per cui è il CONI che vuole che sia veramente riconosciuto il merito sia agli atleti, all'associazionismo in generale, voglio dire, perché ci sono tantissime persone che lavorano anche nell'ombra, che lavorano, voglio dire, facendo i dirigenti facchitotum e portando anche, dico, nella società è importante il genitore che porta il pulmino per portare i ragazzi a gareggiare, dico, quindi è bene dare merito a tutto questo mondo che lavora a favore dello sport, sempre per lo sport pulito, lo sport educativo, dico, quello che effettivamente forma le nuove generazioni. Qual è lo stato di salute dello sport ad Agrigento in provincia? Ma io devo dire che per i risultati agonistici la salute sta veramente molto bene, perché ci sono tantissimi premiati, basta solo dire 14 atleti premiati, e sta un po' meno bene a livello di impiantistica sportiva, dico, però voglio dire, non è il caso oggi, che è una giornata di festa, dico, di entrare in queste questioni, dico, magari ci saranno anche altre occasioni, ma oggi ci dobbiamo divertire.